Buonasera, voglio WhatsApp. Una volta che faccio tardi, un minuto in ritardo, subito che la casa caruta è in ritardo, cosa? Ma volano per casa caruta così, oh. Ma poi non è che sto in ritardo, non avete capito, volevo linkare, non avevo link alla live un po' a Facebook, ma si è imballato Facebook. Allora, scusate un attimo, ma è praticamente oggi chiuso Facebook, e mo l'ha già rapinata a volta. Ecco perché stavo in ritardo, ma io non sto mai in ritardo, perché i 5 minuti prima che inizia la live sto sempre qua, no? Sto sempre qua a condividere un link appunto, quindi non sto mai in ritardo. Siete voi a case cadute, voglio come sempre. Anzi, a proposito di case cadute, come al solito, come ogni lunedì, come ben sapete oramai, ci sta ovviamente i saluti per case cadute che hanno insieme. Oh, riesco, ci fosse una voce mia bruttissima, scusate, oggi la voce mia perché oggi mi scusate di premere il bottone. Comunque, salutiamo le case cadute che non riescono mai a commentare oppure non sapere una live e stare la vedono in differita, che questa sera sono Pietro Pirozzi, Valentina Catanzaro, che non è una casa caduta, c'è Valentina, anzi ci segue sempre, solo che praticamente sta senza la povera live, non sa che cazzo, forza da avere coso, come si chiama là, ha voluto rifare Calcaterra, la squadra antimafia, che non l'ho mai visto, però vedo che parecchi lo seguono. Poi c'è sta Rosi Vizioli, che pure è una casa caduta, però non cioè, a occhio bene, la saluto pure a essa. Giacomo Servillo veramente una grande casa caduta, lui mi dice sempre Fabio non mi dice che sono una casa caduta, ma Giacomo Servillo ogni lunedì che si rispetti sa da sempre fa salutare, mi ricordo 3 volte il lunedì me lo ricorda, ora di pranzo come fosse una pindola, ora di pranzo e ora di cena mi ricordo che l'ha già salutato e lo salutiamo. Poi c'è Ivan Veneruso, Brunetti Michele, Carlo Viesti, Francesco Romano, Ciro Piccirillo e Michele 5. Michele 5 che io mi scuso con lui perché l'ha dato pure una light e mi ha scudato lo segno a su foglio. Come ben sapete io segno su questi fogliettini di carta a bind, no? Che trovo in casa così e quindi lo so. Allora, voglio, intanto stanno sparando i bot perché a pianura, non so se state sentendo, ogni sera che è Capodanno, a pianura evidentemente arriva a droga, non lo so cosa succede qua, o scarcerano qualcuno e quindi sparano sempre bot. Ogni sera è Capodanno, quindi non ci facete caso se sentite qualche bomba così. E qui ci sta collegato, ci sta Attore 266, che non mi ricordo se c'è mai stato, Alex X pure mi ricordo, Giuseppe il Mastro Giacomo invece me lo ricordo, Enrico Fiumara pure mi ricordo, Forza Azzurri che veramente è come fosse la curva B di questa diretta live e rappresenta proprio i tifosi. Poi ci sta Roberto No, che si chiama così, Raffaele Pannone, Marco Bove, vabbè, Marco Bove oramai proprio, è proprio come fosse Mughini, come fosse un Mughini di Tiki Taka, diciamo, in questa live, sempre presente. Qui ci sta più Gameplay TV che veramente pure ci sta sempre un po' Gameplay TV, se fosse una femmina saresti Melissa Satta, diciamo, come paragonato a Tiki Taka, diciamo, è buono Melissa Satta tra l'altro. Poi c'è sta Michelangelo Giordano, ciao Fabio e buon inizio settimana a tutti, guardate che l'educazione di Michele Giordano che non solo saluta me, augura una buona serata a tutti voi e pure un buon inizio settimana, ma che questa educazione. Antonia Mennillo, buonasera Cerri, cosa hai fatto ad Halloween? Manco cazzo, detto proprio così molto chiaro, sono stata a casa, bello quiet, oh sì, oh no, mi ricordo, sì, penso che sono stata a casa perché sinceramente queste cose non le festeggio, poi ci sta, ma no, proprio nei festeggi che a ragazzo vado, no? C'ho una certa età, oramai mi sono fatti picchiare e mi piace stare a casa, proprio mi ricordo che era sabato Halloween, se era sabato io mi stavo vedendo tu sì che vale, se era sabato, poi mi ricordo, mi ricordo se era sabato. Ah, poi ci sta più. Fabrizio Farro che sta quei due sul tubo, pure Casa Caruto, sto qua, vi saluto a questi due sul tubo. Milo D'Arco, voglio buon Milo D'Arco, grande Tony, lo saluto pure a lui. E poi c'è sta AGGC, i tre nulla facenti, Casa Caruta Men, così. I tre nulla facenti sono amici miei, giustamente, perché un panno un cazzo. Fulvio Formisano, una cosa che non ho capito, c'era un book in air, a shit, book in air, diciamo in inglese, legge il napoletano, che ovviamente è book in air, book in air, book in air. Allora, aspetta, scusa, volevo aprire Facebook, stavo cercando di aprire Facebook, ma purtroppo Facebook si è imballato, non so se questo vi sta succedendo pure a voi, comunque, allora, no, se era avuto Google, che io fino a pochi anni fa chiamavo Google, così quando mi dicevo che dice Google e dicevo Google, non so che mi chiamavo Google, lo leggevo così come si scrive, lo leggevo. Allora, però,
Aspetta, voglio avere là di comment, eccoli qua che sono partiti. Ah, anche Giuseppe Annaloro che ci saluta. Poi c'è stato uno che si chiama Top Secret, che lo ricordo ci stava anche l'altra volta, c'ero salutami, ciao Top Secret. Marco Bove dice sì, effettivamente il paragono con Mughini ci sta, perché un modo di parlare lo stesso può essere litre e veleno, litre e veleno, ma Marco Bove mi fa sempre ridere con la sua parlata, e che cazzo Marco Bove, e vabbè, ma Mughini è una chiaramente Mughini è tutto un altro pianeta, è una parlantina che diciamo che all'inizio è lui cazzo, Mughini, che è una cosa, è una novità quella, però mo ci ha scassato un po' cazzo. Comunque, niente, Facebook a me non parte, per una parte è meglio perché ci stanno un sacco di mentre sto facendo la live, mi scrivono su Facebook, non capisco manco cazzo, e senti il tin da orecchia, allora per una parte è meglio così, che sei imballato Facebook, non amare. Allora, Pietro Pirozzi, buonasera, c'ero la tua live, come sempre la salvezza di un lunedì di merda. Io sono contenta da una parte che ti può mettere del buon umore la mia live, però mi dispiace che su è sempre visto come una merda di giornata, effettivamente lo è, perché comunque è una giornata è merda, no? Perché inizia la settimana, tutti quelli cazzo stanno a fare. Però per esempio l'Undri e Bot scusate, comunque l'Undri e Bot pigli come fosse la mia seconda domenica, perché dico a chi fa scimmia da cavere io faccio un tutto proprio che l'Undri, però psicologicamente colpisce il lunedì, soprattutto se tiene qualcosa a fa, sia faticare, robe varie, oppure, perché giustamente è una bella mazzata anche dopo la domenica che tu dici, sai, tipo si è appacciati, magnati, strafugati, riposati, uno riprende una botta, però comunque sta passando, rimane c'è martedì, poi mercoledì, poi giovedì e poi già sta lo sabato e domenica, quindi un po' di pazienza. Allora, qui c'è sta scusate, voglio mangiare il pane, quando mangio col pane, ma mi rimane proprio, non lo so, un cane, è pure beve, cioè, faccio pure vino stasera, se sono un po' rosso di faccia, non ci fate caso, ho bevuto un po' di vino, ma lo sto ubriaco, perché era pochissimo, quindi non ci allora, Fabrizio Farro, c'ero là dato un coppa a Facebook, non mi salutate, ma Fabrizio non credo che io non ti saluto, perché io saluto sempre un coppa a Facebook, ma come si fa a salutare un coppa a Facebook, scusa, cioè, nel senso che ho detto ciao e ti ho risposto ciao, pensi sì, penso che ti ho risposto, allora ci capite che buon ricevere comunque. Ah, Alex Tex si è impalato anche a me Facebook. Allora è un fatto generico sta cosa di Facebook. Io mo ci provo un'altra volta perché mi pare stai un po' tuffa, però può essere che sul computer che è una messa buona connessione, non lo so. Però è strano perché se sto un po' a YouTube e se sta pure un po' a Facebook. Ma vabbè, ti diamo il benvenuto su Facebook, accedi, iscriviti e scopri. Ma vabbè, su per me non è da volta, ma vabbè, si vede. Comunque. Comunque poi mannaggia. Oh, Peppe Sorrentino, prima live che seguo si a mostro, grande Peppe Sorrentino, eppure è un nome molto conosciuto, penso che Peppe Sorrentino è un nome abbastanza ecco, conosciuto, cioè, motivo, però mi pare che sia già coccata a voto, vabbè, AGGC i tre nulla facenti, voglio vediamo solo i tre nulla facenti perché già si dice AGGC, stavo andando sculazzato, non faccio dici, Giuseppe Capuano dici Giuseppe Capuano è una casa caruta. Allora sì, Giuseppe Capuano si una grande casa caruta. Ecco qua. Non te l'ho detto io, ma me l'hanno detto i miei amici di dirtelo, quindi non è colpa mia, tu piglia con me. Allora, Antonia Menillo, c'è te lo va a vedere il circo dell'orrore, sta la mostra d'oltremare. Antonio, ha visto un sacco di pubblicità, mi ha anche incuriosito. Da già diceva, ma incuriosito che ci facci cosa là, i mostri, no? Non lo so, è carino, tu ci sei stata già, fammi sapere se ci sei stata perché sono curioso perché infatti volevo domandare a qualcuno se valeva la pena di andare stasera non sto ma se valeva la pena di andare a vederlo perché a me piace l'horror, effettivamente sono sempre stato molto appassionato di horror, ma quando ero piccolo mi sempre visto i film di paura su lì in cucina, quando ero questa cosa, quando ero piccolo mi piaceva i miei brividi soli io poi tra l'altro cioè, io sono il più piccolo della mia famiglia, no? Sono un frate più piccolo, ho attualmente tre sorelle che erano le più grosse, allora mi potevo avere pure con mia sorella, no? I film di povero. Però mi vedevo sempre da solo, perché in capo a me volevo figli e bucchini, ma ero piccolo, tenevo 5, 6, dai 5 ai 10 anni, più o meno, dai 5 ai 12 anni, per esempio, e no, erano fatte Rumi, no? Tipo una prova, no? Era dice, no, ma la c'avevi solo io, cioè a me stesso, dicevo, Fabio, no, te l'avevi solo tu questi film perché a così sei più coraggioso, no? Cioè, e io mi chiudevo in da cucina solo in voleva sapere, a luce studiata e mi avessi i film di paura, capo, i film di paura, proprio, veramente a casa caruto, perché poi i film di paura che all'epoca mi vedevo io erano tipo Mocio la casa, Mocio che era una casa caruto, che non so se ve lo ricordate, è un film che faceva vedere praticamente che
ma penso che lo sapevi, come facevo le casse un mostro sotto a sta casa e che si cae in sta casa e sto mostro ogni 3-4 un bevo cazzo a uscire fuori, ma cioè tutto si usava come se che era un pazzo, si vede che mi fanno proprio ridere. All'epoca magari mi facevano un po' paura, però comunque già facevano ridere. Però c'è Steve Nightmare che no, vabbè, quello ve lo ricordate perché quando hanno fatto i remake, però io ero proprio un patito di Nightmare e chi mi faceva caso Freddy Krueger con la faccia scontata, scummata, no? Che faccia, no? E chi mi faceva paura assai, lo e Bucchino. Poi mi aveva proprio, mi ero proprio deviato quando ero vicino a Nightmare, perché infatti mi ricordo che non so se era Halloween, ma cioè, quando ero piccolo, mi fissai che mi era vestito Halloween, poi mi facevo vestire a mia mamma, che palle con fare giusto su, lo sapevi solo a chi sto Halloween a Nightmare, e ma c'è tifosi da mia mamma per facile, una maglietta con Milano e tutto contrario, e non caso non dire, sto capello, o tu non faccio un bene rig, se ha poi 5 ore di trucco, per fare trucco, cazzo, che mi ha fatto truccare, che tra l'altro poi non si trovava guanto, allora c'è mia mamma, c'è un po' qua, accattare, o mi mettono a catto guanto, mi ricordo di andare a questa festa, guarda che ricordo, ma ero piccino, ma ricordo, e io a questa festa praticamente senza guanto, cioè io stavo tutto quanto su a mostra, io stavo su da Nightmare, però mo c'ho, fare un cazzo che non avevo guanto, la cosa più importante di Nightmare, cioè Nightmare che in mano normale, stevi, e come ricordo che piangevo, perché mia mamma non veniva questo guanto, per fare un cazzo, no? E quindi si squagliava tutto il trucco, si squagliava tutto il trucco e merda, ecco, poi mi hanno avuto guanto a sta fama, era una festa un po' che ero venuto, quindi manca serviva più guanto, però la soddisfazione finale di avere questo guanto, vabbè. E questo è il mio racconto. Vabbè, c'era proprio una parentesi grandissima per questo fatto del ciclo dell'Osorro, e comunque ci non sapete se è bello, mo sempre senza pagare 50 euro, frate, perché poi su 5 anni ha preso. Allora, Fabrizio Farro, no, Cero, ti dissi se mi volevi salutare nella live e non vedessi il messaggio. Può essere, vabbè, ti saluto mo, comunque, Fabrizio Farro, quindi stiamo a pace, va. Sì, c'ero pure a me non parte, infatti Facebook, poi sarà un problema. Ora funziona, dice Francesco Romano, rifunziona, mo avvicinata ma volevo condividere un link più che altro della live, eccolo qua. Tutto, fammi vedere. Addirittura Facebook sarà di nuovo disponibile a breve, voglio quando credo. Facebook al momento non è disponibile a caso di un'operazione di manutenzione, dovrebbe tornare ad essere disponibile tra pochi minuti. Nel frattempo scopri perché stai vedendo questo messaggio, grazie per la pazienza mentre migliore. Guarda, questa è una cosa che da, scusate, a 5 anni, 5-6 anni che sta Facebook non l'hai mai visto, questa è la prima volta, capi? Vabbè, comunque fa niente. Grande Cassamo Cancino, tutto loro. Arusta, chi si dice funziona? Vabbè. Comunque, Giuseppe Mastro Giacomo, c'ero, hai uno youtuber preferito? Giuseppe? Giuseppe, guarda, la verità, parecchi ce n'ho, non solo uno, già l'ho detto tante volte, ce n'ho tanti che mi piacciono, solo che mo non ho più tanto tempo per seguirli, ti dico la verità, ma manca tanto genere per seguirli in realtà, però ce n'ho parecchi. Arusta, scelta. Enrico Fumare è arrivato a droga, sì, ma quando ci fanno i bot due se cose, almeno così dicono, è arrivato a droga, quando scaccia da qualcuno, a meno che qualcuno dice no, ma chi è Coco Festa, chi ci faccia il tipo nella festa a piano, cioè quando a Santa ci potessero stare protettori di piano, perché penso che chi sparano a piano di bot sarà per un santo, no? Sarà per una festa per un santo, no? Ma non penso che a piano tutti i santi, tutti i giorni, ecco qua. Comunque. Allora sta. Carlo Cozzolina, non l'hai visto questi panettoni? Cioè, ti giuro, non sto scherzando, che io ho visto i primi panettoni, ma infatti volevo fare una fotografia come non bevo cazzo stamattina, ma all'MT ha visto già dei panettoni, che mo stanno proprio timidamente messi tra qualche, da qualche scaffale, cosa, così, una bustarella, però già ci sono dei panettoni. E poi ci stanno i lapicceril, per esempio, vicino alla cassa dell'MT, ma veramente qualche giorno di vista faccio una fotografia, ci sono i primi panettoni. E l'ha già visto già. Comunque, ma ricordo che l'anno scorso, già anche prima di questa data qua, oggi che è il 2 novembre, mi pare che intorno al 26 ottobre, ma infatti tengo una fotografia, tengo un po' a Facebook, ecco che mi faccio una fotografia che vanno tunare, ed era tipo il 26-27 ottobre, quindi non mi scandalizzerei nemmeno perché ha già visto pure prima. Antonio Menillo, io vorrei andare sabato, a quanto pare piace molto, viene dalla Spagna, sto circo credo che sia bello, ci vogliamo aprire assieme, ma pensavo che eri già in realtà, perché non è che non mi fide, però se state già, allora già io potevo dire, ecco, però non lo so, boh, può essere Luca Giovato, non lo so, ti faccio sapere, se ci vado ti faccio sapere,
e fammi sapere quanto costa il biglietto, ovviamente, così sappiamo già a cosa andiamo incontro. Pietro Pirozzi, e chi là sto problema, che dopo una bella domenica mi tocca andare a scuola, ma purtroppo è l'ultima anno, mo faccio e me levo pensiero, effettivamente, è vero, sto quinto anno, quindi è un altro annetto e te levo pensiero di sta scuola in merda, perché la scuola è una mazzata brutta. Ale Dessi dice, lo sei mai andato a casetta? Ovvio che sono andato a casetta, sono stato a casetta come no, ci faccio, stiamo guardando, oddio, io a casetta sono andato, però per esempio non sono mai stato a Valline a Benevento, questa è una cosa che già parecchie volte ci immagino, ma non vicino tutto, no, per dire che io, cioè come si può fare, andare in campagna, uno, cioè io conosco veramente su Napoli e Caserta, ma c'ho un po', però poi sono stato a Valline a Benevento, però Caserta sono stato, tengo pure degli amici che sono a Caserta, non proprio Caserta, però a chi li parte là. Sta Fulvio, sì, c'è una cosa di Fulvio Formisano, Fulvio Formisano, ce lo dici Nello Angrisano e una villa Caruto, vai dalla tua ex, addirittura la tua ex che appunto chi è Fulvio, cioè Fulvio, sì, Fulvio Formisano sei l'ex di Nello, no, che siete frate ovviamente, credo, no, Formisano e Angrisano, non siete frate, ma se lui babbo comunque la tua ex Nello Angrisano ha detto che una villa Caruto, ma non lo so perché comunque te l'ha solo lanciato il messaggio. Chuck Bartoschi, Fabri, grandissimo Andrea, Chuck Bartoschi credo che sia Andrea, che saluto che ci sta avendo, Andrea che voglio è il socio di Materazzi diciamo, là è la vincita mondiale dell'Inter, tale qua, vado con me issa, così, e ci somiglia assai. Infatti l'hanno fatto fare proprio insieme a noi. Salvo Sibillo, Fabri, quando vai al circo fammi sapere, avessimo trovato pure mostri Carlino, ma insieme ma no, ci pensi il circo di ma serio, oppure troviamo mostro, ma ciò che ha fatto è sceso mostro, potremmo trovare anche lei. Comunque, cioè, no, sto immaginando a Carlino invece che facevo presentatore su circo, sto immaginando, poco a più allungavo a posto. Allora, aspetta. Allora, Antonio Mendillo mi dice, dipende dal posto che vuoi, si parte da un minimo di 20 euro, e chi ci fa il cinema? Se mia moglie mi 40 euro, penso che lascia stiamo, poi mi fai sapere come mi fai un video, una cosa, perché 40 euro fanno un po' male. Sta. Chuck Bartoschi c'è in casa vicino a te e all'MD Vaga sei, ma non sei tu, mi faccio una figura da Chuck Bartoschi è un bagno mio Andrea che si chiama Tarazzi, ma non sei tu. Ma perché dello stesso nome, non fa Facebook, si chiama così. E vabbè, faccio fatto una figura. Allora, Milo Darko, mettete mi piace alla live, aiutiamo Fabrizio a crescere sempre di più, non facete il caso Caruso. Ah no, vabbè, non c'è sta problema. A me sinceramente mi ci posso pure chiedere, voglio mettere mi piace, perché poi che serve mettere mi piace sulla live, sinceramente, ma non può chiedere manco perché non mi interessa. L'importante è che siamo qui, ci facciamo gli altri, questo è l'importante. Alex Canni, Cero, qual è la zona di Napoli che ti piace di più? È una bella domanda che sta così. Oddio, a zona di Napoli non mi piace più. A me piace per esempio, casacci, zone mare, ovviamente, zone di mare, magari mi piace Posillipo, mi piace, però non proprio, perché sì, perché è no mare, però non è che mi affascina. Ah, per esempio, a me piace Bagnoli, per esempio, una cosa strana, per qualcuno può essere, ma come Bagnoli, a me piace Bagnoli, perché sto mare sicuramente, ma pure che è piccerello, alla mano, come dice, già aperta, affetta, cioè pure pianuta, aperta, però pianura è un po' più grosso, invece Bagnoli pare un paesello, tacco switch, non so, picceril, non so, mi piace, Bagnoli mi piace, ma poi mi piace Puzzulo, pure Puzzulo mi piace assai, Bacoli mi piace assai, Bacoli mi piace assai, poi ci stai più... Sono pure Forlù, un po' di Forlù, Forlù ti mi piace Forlù, assai, ma perché giusto a sera mia nonna, abitano i miei cugini, allora mi piaceva stare sempre là, oh, mo non so ci poi quando la foto, mamma mia, tutto vecchio, cioè io non ce l'ho con i vecchi, proprio tutta vecchiatta, magari, ma pure Forlù, pare vecchio, di palazzo a poco, come c'ho, pare una casa cara, no, non lo so, ma prima mi piaceva più, ma preferisco un po' più pianuto, non so, stranamente, preferisco un po' più. Allora, gameplay TV, e sentito i clown che arrobano le creature, sì, è stata una cosa che ha girato un po' a Facebook questa settimana, su fatti questi clown, si fotografi che i clown si arrobano, ma non ho capito se ero vero, non ero vero. Ma c'è verità, però non l'ho sentito al telegiornale, di solito quando sono cose vere, no? Più o meno si sentono il telegiornale, quindi non quasi la dice, ovviamente c'è sempre si, cioè, si pure che non dice una cosa che quindi io agisse un po' come uno scherzo, però poi non lo so se è uno scherzo, comunque a me basta anche un cazzo di cazzo, ma come non c'è chi ha passato sti clown mi sa che io veramente via di spulasse un po' perché ha detto proprio lo so, a meno che mi arrobbano per diretto, però mo credo su problemi chi ha clown mi sa
perché poi si può su un paccio, Raffi Chiavarone, cioè, ci fai un'analisi di Napoli-Roma, ha detto bello che sta qua, cioè, mi sembra, vabbè, senti tipo un di calcio, no? Dico, a me sogno mica, a poi giorni sciupa, piacesse non di diventare qualcuno per gli indacchi si trasmissioni di calcio, no? Dice, ma abbiamo questa Barcellona da Napoli, ma pure in collegamento, non solo in studio, tipo come a prima, e gli facesse l'analisi della partita, mi piace, ah, boh, Napoli la guarda buono, non è ridere perché sto pensando a prima, ecco, no, guarda, è una bella partita, perché è veramente la migliore di quest'anno, ma non solo, è una Napoli, guarda, chissà, l'ha fatta capire proprio da Roma, anche se c'era una Roma un po' in campo che veramente era un poco fiocca, si chiama, Lucas Messi fiocca, Zavani, così un po' fiacca, una Roma un po' fiacca, però un Napoli che veramente buon Insigne, belle buone, se capiva di Maradona, cosa, io pure io lo critico un po' a Insigne perché, sai, cioè, io voglio bene, ok, però comunque che se uno che fa il scimi, poi fa proprio tutto sangue, poi dice sta partita perfetta, ma Bucaglione che fa, Koulibaly che comunque è un giocatore che a me piace, però ma pareva bruscolotto, cioè, non lo so, una partita molto bella, anche se però a già Roma non ha proprio qua, cioè, ha giocato molto male, questa è la mia analisi, un po' così, un po'. Sta. Stato poi, i tre nulla facenti, c'ero dici un po' Ruben e Cosimo sono riusciti, ma sta sempre da fare appiccicato con quello, chi là te ne uscì, chi là te ne casa caruta, chi là te voglio ci mette il coso, ma che mi fa, ma che mi fa, la live per dire parole, allora, no, tu affiliava Rune, c'ero poi dire t-shirt a un euro, ha cattato una t-shirt a un euro, ma che mi fa, la bancarella, Raffi, non lo so, ma poi Raffi Chiavarone, io mi pensavo sempre che erano maschi, non so perché poi Raffi, ovviamente, cioè, potrei capo a me, era una cosa, era un nome Raffi, un diminutivo di Raffaele, invece tu usi Raffaella, evidente, non la davo mi è capitato di vedere una fotografia a scasina film, e io convinto, per esempio, su un nome Raffi Chiavarone, cioè, questo è un guaglione, invece io non è un guaglione, mi scomporto, non passa cosa, vabbè, da volevo dire. Salvo Sito Grande Bagnoli, perché lo saccio di Bagnoli e quindi ti fa piacere. Scelta, volesse acchiappare i commenti che ha zumbato perché l'ho saltati. No, questo no, non ha zumbato niente. Non ha zumbato proprio niente perché l'ha già detto quando. Sì, visto Fabrizio Farro, giustamente c'ero le viste a Koulibaly, l'ha già vista. Ah, boh, Francesco Romano, poi Fabri non hai fatto più il video con Pantellas, oramai ogni settimana spiega questa cosa di Pantellas che a caso come la nostra dicendo a chi ci fa scim già l'hai dicendo effettivamente è vero, però qualcuno che giustamente non sa, voglio, ancora mai fa sapere mi chiedono sempre l'indirizzo come chiedono più l'indirizzo e il numero di telefono, cioè già il numero di telefono, l'indirizzo ci va già stanno a fare sentire loro, voglio, non lo so, comunque lo faremo penso un giorno, però stanno impegnati, non lo so, su casa Caruto, non credo perché non penso che lo faremo, non so quando, voglio, un po' di pazienza che prima o poi allora, viaggio super perché non fai un video sperimentale clown assassino, ma già l'hanno fatto su video dicendo che ho fatto un è bellissimo come video, però andarlo a rifare mi pare un poco no, mi pare un poco troppo, l'hanno fatto già perché ci a mettere a di là Peppe Sorrentino, ti seguo dalla Toscana, non ci sei mai stato? No, io ci sono stato in Toscana, io ci sono stato, cioè, io sono stato a Valligny a Benevento, però sono stato in Toscana. In Toscana sono stato a Lucca, a Pisa e a Firenze. Sono stato, ero piccolo perché non mi ricordo manco cazzo, però mi ricordo che sono stato in queste tre città. E non mi ricordo niente, mi ricordo un po' Firenze, una città abbastanza, non può dire che ci girate, ecco, però sono stato là, riparto la stazione, molto ordinata, pulita, cioè scimmie fritte, perché io quando sono giunto là era un inverno evidentemente, e facevano fritte esagerate, dice ma no, mi ricordo questa cosa del freddo di Firenze, però mi ricordo pure che era una bella città, una città molto sistemata, pulita, ma ricordo non mi dispiaceva, non mi è dispiaciuto. Chuck Bartoschi, Cerro, Cerro, no, Cerro, hai mai pensato di fare schizzi telefonici? Ma sinceramente sì, ci ha pensato, ma non ora, ci ha pensato proprio, cioè, chi è che non ci ha pensato a fare schizzi telefonici? Tutto quando l'hanno fatto nella vita nostra, solamente per pazziare, mi facevi sempre a nonno, non mi ricordo, stato ci facevi sempre schizzi telefonici, solo a nonno mi ci facevo, perché ci cascava sempre, proprio, sai, proprio fatto proprio apposta di schizzi telefonici. Però a livello di video e cose non l'ha mai fatto, pure perché comunque è una cosa proprio usata, strausata, mo stanno in radio che fanno continuamente schizzi telefonici, cioè ci sono trasmissioni radio, voi sapete meglio di me perché non sento mai la radio, però che fanno proprio, spuntano tutto sugli schizzi telefonici. Io avevo una cosa molto vecchia,
vecchia, tra virgolette, per carità, senza togliere, cioè, è una cosa già fatta e strada, quindi non l'ha mai fatto. Poi, secondo me non sono manco brava a le fare, tra virgolette, non mi serve manco tanto, non è che sai fare i post, sai fare quelli, non è che sai fare tanti ci stanno sicuramente più bravi, chi sa fa meglio, quindi non mi cimento proprio in questa cosa qua. Allora, Forza Azzurri, voglio ma fa tutto quanto insieme un video risposta a Carlino che ci ha fatto un pinotto che è solito in realtà, ma che Carlino sarebbe da no, ci fanno video, posso proprio abbattere proprio direttamente da Roma, perché a bene poi quando esce su Super Mazza. Allora, Milo Darko, Fabrizio, se clicchi su quel link di Facebook ti esce una frase in inglese che se la traduci dice che ti stanno mandando un gruppo di scimmie per risolvere il disagio. Zuckerberg mi chiede se fuma a volte. Ah, già capito, difatti il traduttore Cesca, come si chiama la Beagle, Boeing, una cosa che ho sa che il traduttore che scusa, quando prima diceva, oggi capito comunque che dici, ovviamente le parole in inglese non le né traduce buone, quindi ovviamente esce li fatta così, lo so. Fulvio Formisano, Auriemma sa buffo e psicofarmaci per non dire altro, scambiò contini per Cavani. Pure tu, Culibali per Bruscolotti, c'è Rolievo fino a tavola. Oh, se vino già mangio stasera, ma non sto a questi livelli di scambiare contini per Cavani, veramente voglio capire, ma manco Culibali per Bruscolotti, ma, non lo so, ma mi ha ricordato un po', Culibali mi ha ricordato Bruscolotti, ma nel senso come dai come possenza, no? Con Bruscolotti, ma c'ho che si è fatto un work, ecco, però era un giocatore alto, possente, forte, e quindi Culibali mi ha ricordato un po' quella sua stazza, no? Quella sua... Ah, posso dire, scusate, Fanino, allora, andiamo indietro, ci sono un po' di commenti, andiamo a vedere, no? Alex Kinder al gusto merda, no? Ci faccio che la pubblicità, che me l'ha mandato uno, sta pubblicità, lo Kinder, non so se l'avete visto, cioè, se ci andate in coppa a Facebook, e chi so veramente ci sta cagnando un pannolino creatura, è bello buono se ne esce con un Kinder Maxi, ma non si capisce l'asciutto, che poi veramente pare che è asciutto in due colore guaglione, perché non si riesce a capire chi sta ragazza, cioè, mentre seguo pannolino in mano, è bello buono, è un Kinder Maxi che pare che esce in due colore creatura, vabbè, una cosa unica di queste pubblicità che purtroppo ci invadono a noi, andate, ci facciamo la televisione, sembrate viste per l'avere, sta coppo profilo mi Fabrizio Cesaro. Enrico Fiumara, c'è Rotovile di Itaca stasera, è logico, ti piace Melissa? È proprio buono, sì, perché è proprio veramente tosto, Melissa Sappa, non si passa annanzi, anche se mi piace di più quella là che fa la notizia, un meno un'omma, sempre sarda lei, quella proprio cioè sempre faceva la linea pure si faceva, però Mario come si chiama, quello, Giorgia Palmas, ecco, Giorgia Palmas, non si passa, cioè Giorgia Palmas è perfetta, cioè Melissa Sappa pure è buona, cioè, è buona malamente, però Giorgia Palmas, cioè proprio di faccia, è più bella con me, a gusti miei, vabbè, ma fallo qua, sta moglie ma allora, Chuck Bartoschi dice pronostico Fiorentina-Napoli, è una bella partita, Fiorentina-Napoli, però sono fiducioso, non voglio fare pronostici, se oggi Cicero con 16, se Manori con 20, perdo Napoli, ma non lo so, comunque. Allora, Fabrizio Farro, c'ero vista la pubblicità di Kill che dice entra nel futuro, l'ha già visto, ma secondo me me l'ha già pure segnato un coppo telefonico, che poi quando è big, no? Posso prendere la televisione, me le segno, un coppo telefonico che dico, poi rimane, cioè, appena tengo un po' di tempo per faccio qualcosa, no? Infatti come ci fa chi magari uscirò, chi dice una cosa chi le entra nel futuro e chi dice no ma entra nel futuro e chi no ma squadra entra nel futuro ma trovo un guazzotto che abbia futuro cioè una cosa come fa disporre che dice infatti ma già ma si mette ricordo come si chiama prima perché ma non so se mi ha disegnato forse sì ma non mi ricordo Tiki Taka ma hai già detto già avremo più psicofamici che si può andiamo avanti Andiamo avanti. Alex Destiny, creiamo il film Il ritorno di Roberto Carlini. Un film, non sto immaginando il ritorno al futuro, mi sto immaginando a Roberto Carlino posti doc, il lo scienziato che cagava anche. Oh, Alex Candy, buonasera, ciao, salutami, sono Alessandro, ma ti hai già salutato prima, Alessio, frate? No, no, posso mica, adesso mi piani psicofarmaci come prima, giusto per chiacchierare un po' che hai fatto oggi. Guarda, ti dirò, io oggi, proprio sincero, no, sì, non ci ho fatto una, semplicemente stamattina sono uscito a fare certi servizi, cagamente cazzo, non ve lo dico perché purtroppo stamattina mi ha scelto mia moglie, no? E mi ha svegliato un po' presto rispetto all'orario che mi scende e mi ha scelto un caffè. Mi ha portato un caffè in doletta. Ma questa è una cosa molto strana perché di solito qua a casa mia io qua lo faccio sempre.
è proprio una cosa fissa. Quando è Ricciaril, a me, cioè, io proprio addetto al caffè, lo faccio sempre il caffè. Oh, sta cosa che è bella e buonissima, ma ti tenevo su, no? Perché io comunque su proprio là. E beh, boh, ma mia moglie mi ha dato il caffè. E magari un po' strana sta cosa, magari. Infatti, allora, città, grazie, ho fatto contento. Mi ha aggiunto un caffè, mia moglie ha detto, allora dobbiamo andare a pagare la bolletta, dobbiamo andare a fare la spesa, boh, cioè, magari un po' faccio capire perché mi ha detto il caffè, beh, ma comunque ho fatto questi servizi che quando uno è sposato, io purtroppo io vado ancora a scuola e cose, no, beata voi no, perché comunque sono due cose, poi mi viene subito a fare spesa, io stamattina è toccato andare a fare la spesa, e subito a pagare una bolletta, è proprio una bolletta da mondezza, la tassa dell'immondizia, e che sta fatto oggi e poi che oggi fatti più e poi sono stata a casa oggi pomeriggio sono stata a casa perché mi sono dormito all'improvviso è una cosa stranissima cose che io mai io dopo mangiato pomeriggio non mangio mai dormito anzi ti tengono con mangiare con sfrutto sempre do mi do già va poco caghissi oh ci sta ne stando nel maronno pomeriggio pigliare o mangiare sa da dormire sa dorme proprio e ten 50 ten 40 no 30 anni da quando è piccolo c'ha questo fatto di fa sta pennichella pomeridiana e io sfuttiamo che dice, ma domenica ci fai, ma quando ero sceso lui fa una pennichella pomeridiana, ma mo a 30 anni ancora che dorme, ci uno fa di fa una cosa, mi ci facciamo fatta dormire, oh, io sono 2 anni consecutivi, ma sarà perché mi ha scattato su vino aereo, ma non lo so, c'hanno mi sembra su vino, c'è una bottiglia di vino aereo, no? Che era, ah, boh, era un meno, cosa, si bevevano pochi vino e cosa a dormo, come e sta, poi ci può stare una pennichella, ma l'ha fatto pure oggi, questa pennichella, una cosa gravissima, che non deve accadere mai più perché non è proprio cosa mia, perché poi va tutto stumato, stronziare, e sarà stupino, voglio, stupino di pianura che mi ha cercato adesso, che mi ha fatto addormentare. E vabbè, che sembra dicendo, no, Raffi Varone dice no, c'ero su film, no, ma si è accorto che si così il film, non mi sono accorto, ma però io pensavo che era un maschio, penso per quanti anni pensavo che era un maschio. Viaggio super, ovviamente la vicenda dei clown a Napoli era una farsa, però al nord hanno fatto video sperimentali sul clown assassino, perché non lo fai tu a Napoli? E mo dai città, hai visto i video che hanno fatto a Milano, se non sbaglio, infatti Lugano che schiatta a Cava Kill, che è bellissimo, è una cosa proprio, anzi uno dei video più belli che ho visto negli ultimi anni in a YouTube, però a me sinceramente cioè, l'hanno fatto lo sì, lo può fare pure a Napoli, per carità, perché a Napoli, a Napoli oddio, fosse pure rischioso, nel senso che se ma no, come piglia a dispare un bocco, non lo so, dico, però non mi va di farlo a Gicena, mo, che costa le qua là, a me non mi piace. È difficile, ad essere proprio una cosa da pigliare. Allora, a chi se meglio che non leggo proprio. Vabbè, non leggo un numero tu perché è meglio che non leggo poi. Comunque Fabri, ma quei quiz che hai fatto erano veri, cioè veramente chi non sapeva se va a Spagna, Francia, te lo giuro, ma io la gitto pure là da voto quando hai fatto la live, è tutto vero, nel senso che voglio, allora, io quando eravamo fastiditi, io lo sapevo che persone non sanno la geografia, pure perché io sono molto motricista e chef, no, me lo giuro, io sono molto appassionato di geografia, sono molto, ma ecco, già lo sapete perché io la io sono sempre avuto, cioè a scuola insomma ho avuto buono, no? Perché, insomma, allora, la geografia era una cosa proprio che a me mi è sempre piaciuta, geografia e storia, sono due materie che a me mi sono sempre piaciute, soprattutto la geografia. Allora, sarà perché quando si va a scuola, si va la professoressa e c'era la cattedra, ci si sempre ci facciamo i cartine a lui, che a lui io distratto perché non me lo fottevo cazzo c'è una professoressa, guardavo sempre i cartini, allora mi sono memorizzato tutte le nazioni, tutti i capitali, tutti quelli cazzo, me le sono memorizzate fotograficamente, quindi ma veramente sono pazzo per questo conosco bene la geografia, ma pure perché mi piaceva ovviamente il calcio e quindi la Coppa dei Campioni quando ero vicino pensarci, Milan era qua contro la Dinamo Kiev, allora lo sta a Kiev, Ucraina, Ucraina, ok, l'Ucraina, cose. Poi collegavo queste cose con i paesi, il calcio, e tutto questo, comunque ad esempio conosciuto la geografia. E quando mi sono rapportato, mi rapportavo con qualche compagno, mi dice, nella mia vita, quando mi rapporto con la gente, mi rendo conto che non sa la geografia. E allora, a città, boh, facciamo questi video così, sto convinto che la gente non sa la geografia, però quando ho fatto queste domande, ho preparato queste domande, e domande, ho trovato poche difficoltà, perché città, ma ora che queste domande, i casa aveva la geografia, no, a città che queste domande, può essere mai visto mi rispondono, ma chi secondo me sanno, e città, me ne fotto proprio, faccio queste domande, poi a gente a fare in casa che non mi conoscono, tanto che li poco che chiappa faccio video, no? E invece faccio, ciao, voglio,
io non dico tutti quanti, no, perché poi ad vista ci ho fatto pure un video finale dove rispondevano bene, però voglio 60-70% che là che ci chiappati non sapevo manco, cioè non sapevo né sapevo queste cose, non ne sa- e dico 60% perché poi nato 40% le sapevo perché erano facili, però voglio 60% ne sa, però questo non significa mo certi commenti sotto i video, wow, maronna, ci capisco, cioè ci stato un guardato che io saccio a giocare, però non è che uno che pensava a giocare ignorante oppure perché cioè, magari pensava a giocare però mo fai un conto una cosa di matematica a cappotto oppure sapeva una cosa che tu sapeva fare una cosa cioè ignoranza in geografia ci può stare non è che tu quando sai a giocare la geografia fondamentalmente non è che non serve a quazza attenzione perché a me piace però non è che proprio oggi se tu viaggi ci fai scimmia la sapere può stare tutto perché vai a fare ah, vabbè, comunque basta che viaggio una mattina a rustare, cioè parliamoci chiaramente, però comunque sì, comunque è vero. Sì, qualcuno ha scritto prima perché no, ma chi se la fa? Ogni tanto va a gente, ha giocato a chi si fa, ha giocato a chi la caccia tu qua, cioè, quando soldi c'è da ne per fare qualcosa, cioè, per fare i video, ci prendi i soldi per fare i video, questa è una cosa, cioè, non lo so, io non è che tengo questi soldi, vabbè, vabbè, andiamo avanti. C'è rotta a posto, mi stanno appicciando a casa, ha detto gameplay. Francesco Romano, se c'è tua moglie con te in questo momento e senti che la dice piglia a parte, infatti la gente fa male la voce, che si parlano e mi disse è tutto resta fissa. Allora, a Marete perché veramente ho saltato dei commenti. Ho saltato dei commenti. Alex Canni, ragazzi, andate a vedere il penultimo video di Cerone, quello della figura di merda sulla spiaggia del top. Wow, penultimo video, ci faccio 100 anni fa, ci fatto tipo agosto, luglio, ma che a volte quando tu metti mi piace a un commento che, su questi video vecchi, allo stu video belle buone, non so perché va di nuovo nella home, allora perciò tweet penultimo, ma non è un penultimo, è uno che ci fatto 100 anni fa, comunque sì, su, davvero, sta in dei video, comunque, davvero in dei video del mio profilo. Eh, non lo so, Fabrizio Farro mi scende 6 e mezzo ogni mattina per andare a scuola, ma penso che non solo tu, penso che pure là scende alle 6 e mezzo, non so perché avevo voluto dire questa cosa. Sta. Oh, ci sono un cuffo nei commenti, voglio un cuffo nei commenti, aspettate. Pio Palmieri, un po' in ritardo Fabrizio, ma eccomi buonasera, io non ti preoccupare, non sta mai a scuola, quindi puoi fare tardi come vuoi tu. Fabrizio Farro, cielo, quando esce un nuovo video sul canale, ma non ci può vedere Fabrizio, perché ultimamente i video metto proprio a Facebook o sul canale, più su Facebook che sul canale, ma quindi non lo so. Però comunque farò sicuramente altri video presto. Michele Menna, non so, sarebbe un onore partecipare con te, ti piacerebbe partecipare con noi che siamo la crisi, siamo noi a fare qualche video, non cioè, siete la crisi voi, cioè, non c'è che vi chiamate così, c'è un gruppo che si chiama La Crisi, non la c'è fammi sapere, io sono ben aperto a qualunque tipo di partecipazione, basta che mi ci fa struzzate, cioè ho distruzzate sì perché gli faccio solo struzzate, però non proprio struzzate, però e sì, vero Fabio, dopo un mese in Francia ci voleva una bella live con una casa caruta e penso proprio di sì perché veramente un mese in Francia, frate, che hai fatto un mese in Francia? Facci sapere che siamo curiosi in Francia, bello, beata a te. Aspetta un momento, voglio, eccolo qua. Pasquale Serpini, voglio Fabio, ora mi sono collegato, mi puoi salutare, grande Pasquale, ma meraviglia Pasquale, che tu mi hai iscritto a Facebook, che tu fai sempre parte di questa lista delle case cadute che si fanno salutare prima della live, stasera mi iscritto effettivamente, mo' mi aggiuda. Adesso, aspetta, quando ci sono occhi, commento veramente. Vaga sotto, all'icchiappa. Eliana Iorio, ma che ti imparate a puttana macchina? Ma ti imparate a puttana macchina? No, no, sempre no, voglio, perché non è che faccio pratiche in coppa di macchina, cioè, non mi piace proprio a me puttana macchina, quindi non credo che imparerò facilmente, proprio perché me ne fotto proprio. Francesco Romano, qual è il tuo film preferito? Cazzi domande, ma stanno tanti film preferiti. Mo, vabbè, me ne viene uno a mente, ma possibile, ma ci siamo, come si chiama? The Wolf of Wall Street, là, infatti Leonardo DiCaprio, io ci faccio i film, se me l'ho visto aiutare, perché sul film proprio tremendo, tremendo proprio, Leonardo DiCaprio, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Viaggio Super, uno dei primi scherzi telefonici è stato proprio del grande Massimo Troisi, Massimo Troisi ha fatto scherzi telefonici non l'hai mai visto, credimi, ma manca a farla apposta ieri, stai facendo film di Massimo Troisi, che era, pensavo fosse amore invece era un calesse, si faceva su Iris, non l'hai visto, mi dà, non l'hai visto. No, però sta cosa di scherzi telefonici al massimo non l'hai mai visto, credi, non sto scherzando. Eppure lo seguo, cioè lo seguivo, l'ho sempre seguito. Allora, Antonio Giovanniello, quando vado a scuola vedo le pubblicità non mordermi, sono di carta, o se qualcuno corre dietro il pullman non è per il pullman, o come sta scritto non è un poco poco, su buffone
e ci capiamo cazzo, quando vado a scuola vedo le pubblicità, tra virgolette, non mordermi, sono di carta, chiuse le virgolette, aperte le virgolette, se qualcuno corre dietro il pullman, non è per il pullman, chiuse le virgolette, o come sta scritto, non è un poco sbruffone sto Kinder pure, ma giù a mangi, che io mi bevo pino e tutto ubriaco, perché non hai capito che fatti capire, poi magari sono qui che non hai letto, comunque, mannanza che meglio. Giuseppe Mastro Giacomo, ti mai visto video di Renzi che parla inglese? È proprio una casa caduta rossa. Giuseppe, io non solo me l'ho visto i video, ma ci ha fatto una specie di parodia. Ma meraviglia, non l'ho visto perché è stato un video che è proprio buono, è stato un video molto, come si dice, molto condiviso. Infatti l'ha presa proprio profilo mio. Fabrizio Ceru sempre va in album, foto, no, foto, album, e c'è sta i video, e va in questi video, va a vedere, c'è su chi la maglia ce l'hai, che ho pari in culo, che sto parlando in inglese. Forza Azzurri, c'ero volevo parlare della pubblicità e l'iPhone a me mi mette certi mi stava anche di casa caduta. Allora, questa pubblicità l'ho visto un paio di giorni fa e poi che succede? Me l'ha mandata una voglia un po' a Facebook e ce l'ho e ha passato pubblicità e oggi proprio me l'ha mandata e me la sono salvata. Quindi appena che un pochettino la faccio perché ci posso pure a me un pochettino perché poi scemo proprio ci faccio ma l'iPhone ne spese 200.000 miliardi euro, no? Mo ci vuole facciamo l'iPhone con tutto il mondo e poi fanno la bucina 1000 litri, non lo so, che cose assurde, cose assurde. Allora, se mi stessi con me, chissà dopo di mangiare. Che mangiamo, i putoletti che puparuli, no, puparuli no, peperoni verdi, questi mi sono mangiato, ma oggi come ne posso mangiare senza cazzo una volta buffata, infatti meraviglioso, sto facendo i miei rigurgiti. Marco Bove, c'ero da ricordo che la scena mitica che da live tra sé tua mamma, ti dice che tu volevi mangiare, sì, ma ricordo, in da esattamente, è bello che mia mamma tra sé all'improvviso so che io facendo una live, e dice che potevo mangiare, dice, ma ci fai, può uscire in me, non so, fare quello che potevo. Ma non c'è che tu mangiare, c'è che tu mangiare pochi pasta e fasul, c'è che ci stanno pochi pasta e fasul, una scena molto epica. Fabrizio dice c'era il commento dove dicevo che mi alzo alle 6:30 per andare a scuola, lo dovevi leggere con la canzone Un Cavalcatore. Allora, Fabrizio Farro, io sai perché non l'ho letto la canzone Un Cavalcatore? Perché chi lei ma scete 5:30 ogni mattina non è SM allora tu sei una casa caruccia allora andare con una canzone è alle 5:30 5:30 no ma ricordavo che oggi Motion Productions, buonasera dottor avvocato, io sono avvocato come ben sai, questo è Giuseppe Nappo che saluto dei Motion Production, voglio vedere a vedere qualche video che sono bravissimi, molto bravi veramente e fanno pure parkour, voglio, non so se conoscete questa pratica del parkour che poi non so se fa proprio al solema, però sarebbe di qualcuno che insomma coppie muro, cosa arrampica con vicini, coppie murette, scendono, fanno i sfasci di capri, non si fanno mai male, non lo so o c'ho sta cenando a di Paolo Giuseppe ovviamente queste cose spericolate che non sono da me perché sta mai di più sicuramente uno si sarà con purezza è già è una cosa figuriamoci a zombie muro Giorgio Impradice pure io luto Giorgio Impradice che mi vuole bene usa sempre grandi terminologie grandi aspetta delle belle parole io voglio bene a Giorgio a Tavassa Manuale Pietro Pirozzi, c'era sta Carlo Albino a Casore, a Rostumiti, probabilmente da Passo Cazzo, ma voleva partecipare alla conversazione. È bellissima questa cosa che hai detto, che stai prendendo Passo Cazzo, anche perché non hai stato a Casore. Eppure se sta a Casore passa a Cazzo, però è bella questa cosa che tu all'improvviso intervieni con questa cosa vabbè, questo è lo spirito del live, ovviamente. Killer Pola, voi Franci, chi state chiamando Franci? Voi Franci, spaccate, vuole capire Frank, però Franci è bellissimo. Ma ci sta proprio la gente, mi chiamano, qualcuno che mi conosce, a caso dei video. Poi Francesco, parlo con Francesco, io, ma poi Francesco, no, Frank e c'è lui, Francesco, frate, Fabrizio, facci, ma pure, cioè, la verità Frank e c'è, ma vedete che sta scritto Fabrizio, c'è lui, profilo, non lo so. Vabbè, comunque. Poi Franci, buonasera, alla fine dell'imparare a fare fatti la macchina, immagino imparare a fare la macchina, tutto proprio tutta. Allora, Vincenzo Lungo, aspetta, non ci capite, ma zio o nipote, perché io oggi parlavo con lo zio, che mi ha detto, no, che il mio nipote è Vincenzo Lungo, una fantasia e una famiglia vostra eccezionale, cioè non si chiama Vincenzo Lungo, uno nipote purissimo Vincenzo Lungo, cioè va di spaccato, vabbè, e mentre stavo vedendo Squadra Antimafia, Gittu, maronna mia, là invece tu, e con ritardo sto
qua pure da Milano, si grossi, c'è che ci facciamo, dice tu oggi me l'hai con tutto questo a Milano, stasera mi vedrò la tua live, e mo si vede in squadra di mafia, o quasi proprio veramente una casa caruta di Milano, però, si proprio una, veramente, veramente unico. Allora, aspetta, chi sta da Roma, no, oggi voglio aggiungere un sacco di commenti, poi già vi raggiungo ci cazziate perché veramente, ah no, mi impressiona ogni tanto che ha zumbato, ma non ha zumbato. Vincenzo Lupo stacca, qua, motion production giustamente ci se mi faccio male però devo a cercare, ma penso che fatta male è difficile da venire a cercare. Ovvio ti auguro di non farti mai male, mo, a parte scherzo, che è uno sport pericolosissimo su passi, parkour e cose. Il voto mi dico che il programma che si chiama Ridiculousness, non so se vado mai pensi sì, che fanno coppa MTV, va radio DJ, a fare i momo ci facciamo mica di sti vogliono che fanno i mocio i parkour, i biciclette, gli sfracellano andare, i pallano in di cose per mettere, come si chiama, ma non ho, là, con rimano, se dice in italiano, magari ci facciamo vedere cosa lo domandino quando ci scale, come che palla la bici, vabbè. Sono Peppe, voglio grande, Peppe Buonocore, Fabri sono Peppe Buonocore, te bot Peppe mi scrive e dice sono Peppe Buonocore, che giustamente il tuo canale si chiama Sono Peppe, ma io mi ricordo che il canale, però non sa bisogno che ti scrivere Sono Peppe Buonocore, ma ricordo, sono Peppe Buonocore, parodia Gomorra, con tutte le citazioni, se la vuoi live in diretta sto con la chitarra ci sto, addirittura fa parodia, ma in due sport più Gomorra, su qualcosa però veramente Gomorra c'ha stato a me già faccio di tu fatto mo c'ho siamo mesi a ridere per carità poi già alle cose però mo c'ha stato proprio allora sta chi è stato Fulvio Formisa aspetta Fulvio allora, ci fu un video dei clown che capitò un ragazzo napoletano in una 147 dentro una pompa di benzina. Sto clown faceva o scemo, un napolitano lo osservava e vedeva che faceva e pigliò firme. E infatti la gita è pericolosa a Napoli, si chiamano, video questi sparbocchi, o c'ho chi pensa che tu uccidere la clown, che lo maneco. Cioè, per carità, noi abbiamo fatto certi scherzi che abbiamo rischiato, però ormai c'è sempre la luce del giorno, chi da un scherzo si vede notte, si chiamano, non chiappa qualcuno, visto, e si mamuri in bocca a chi destra la vita, fanno il scherzo di coi, quindi non ne va. Davide Abbati, allora, Davide Abbati, aspetta, Davide, oh, loca. Fabri, salutami a chi l'ha avuto di stasera tu quando acquisisci con queste dediche particolari, proprio vuole bene, salutami che l'ha avuto di Alex Drotta. E vabbè, Alex Trotta, dando che dai, ci tiene a suo compagno che l'hai chiamato loro, quindi voglio dire, ti saluta. Michele Menna, come ti sentivo quando sei mutante in India? E qual è? Ho fatto forse della Peciuchi, lo ammazzavi, lo sai che sei una domanda che mi hanno fatto parecchio, ma io faccio caso, che ci sono delle domande che sono, cioè, sono domande che veramente si ripetono, cioè, nel senso che stanno, che sia una domanda che mi hanno fatto un sacco di loro, ma come si sono in mutande in mezzo alla via? Poi me ne fotto proprio, perché sono cose più imbarazzanti che io credo di aver fatto a livello di video, a livello di vita mia, ecco. Invece che a me mi ha fatto niente, che mutande in mezzo alla via mi ha fatto perché non c'era tanta gente, proprio a me un po' stesso come a forma, che aveva lupus, e si va notando, quindi non mi faceva niente. Aspetta, con GNA1 che se ne è scappato. Se ne è scappata, ma pare che si chiamava Valeria addirittura. Carmine Migliaccio. Buonasera a tutte le case cadute, in particolare c'era il grande Carmine Migliaccio che come fa piacere ogni tanto si vede la live, Carmine. Callata auto lo invita un film cazzi fa una live insieme. Io spero che la prossima la possiamo fare insieme. Quindi se vuoi, Carmine, la prossima facciamo insieme. Se ci stai, se non è impegno e cose. Se c'è un commento io si chiama Valeria, mi dice allora, Valeria Maggi, ciao, sono la ragazza di Ashes. Ti mandiamo un saluto e un abbraccio grande. Voglio Valeria, ma ricordo è Ashes, perché Ashes è una guaglione che praticamente già la gito per un guaglione che mi ha fatto morire quando la ci stava perché solito è piccolino, non è una barba, piccolino nel senso che poi ne 18 in là. Ma poi si faccio vedere tatuaggi, ma passi i braccia che mi pare finte, cioè come si, non so, come fosse una poto, ma voglio bene Ashes. Però i piccoli e questi tatuaggi mi fanno impressione, ma dico, ma so vedere questi tatuaggi, cioè non lo so, però mi fa morire, un guaglione simpaticissimo e lo saluto a lui e a Valeria, la fidanzata, che sono due ragazzi simpaticissimi. Allora, so.
Ah, chi senti, c'era un video prosciutto nero e vinto mi fa morire, vabbè, che è un video vecchio, più o meno, ha fatto in estate, da chi lo fa troppo prosciutto, perché la nave, che bucchi c'è la nave, sa che la nave che riuscì da 1000 euro, e poi il prosciutto nero e vinto, io dico, cioè, proprio chi ha fatto la pubblicità, no? È proprio una casa che dov'era, cioè, proprio, chi ha fatto la pubblicità, sa da sopra i cavi un culo, ma proprio un culo, proprio che la ponte, sai, proprio che di scarpa fra la ponte, no? C'è proprio un culo, cioè, i cavi c'è proprio un tubo, che come si fa a fare la pubblicità così? A questi scemi, ma chi si pavano pure. Poi da capire quante pubblicità, mo c'ho, no? Per fare una pubblicità, no? Stanno proprio a Taurino, si organizzano, no? Sai, che quando caccia, alla le cose fanno, allora, guarda, noi abbiamo pensato a tutto. Cioè, ma come si fa? Cioè, quando questi qua hanno pensato a questa pubblicità, no? Ma non c'è stato qualcuno che ha detto, ma ha usato fuori caga. Cioè, possibile che una varchi 20 metri e 200.000 euro, o saccato un prosciutto di LM e dice, non lo so, è una cosa proprio cioè, non ci devi, proprio non la concepisci questa cosa, ma faccio sempre tutto un cane che la pubblicità. Erano anni che mi volevi studiare, meno male mi sfoga che ritorno da mettere la cosa. Vabbù. Quei due sul tubo, Fabri una parola un coppio di professore, ce ne sarebbero di più un coppio di professore. Capite che a me professore, no? Come ci fa capire? Ultimamente sto andando a sta cosa. Ultimamente incontrai un professore, non vi posso dire chi non è che lo sapete, no, però non posso insegnare, non si ne faceva più. Però, c'è un signore, incontrai, no? Che proprio chi si mi ricetta che faceva un professore. Ma io, ma da credere, è talmente strunzo, no? Ma proprio strunzo, che dice, ma non è possibile, ma chi si sta... Dice, ma voi per studi superiori? Sì, io insegno al, mi ricordo, ero a Foro comunque, certi, ma possibile magari che si cagava mia, ovvio. Ma possibile magari che tutto struzzo, fa un professore nella scuola, ma come si fa? Cioè, ma come fa? Cioè, poi c'è uno a scuola a schifo, ecco, ma che lo stanno sti scemi, ma non so tutti scemi, per carità, poi pure io c'è un professore scemo proprio, però c'è pure un professore, professoresse molto, a già da molto alla mano, molto così. Però voglio, ma stanno certi scemo, guarda, che non sai vedere, ma chi cazzo si dà mani in classe, danno mani voglio, cioè, proprio una cosa assurda. Ma proprio più ti fai, mo c'ho più cresci, no? Più è via che si caga, stanno fuori caga, cioè come fanno che si caga? Vabbè, come mi ha mandato, ci pensavo. Allora, andiamo avanti. È stato male ritrosato. Su sketch proprio è rimasto sempre stu cazzi sketch male ritrosato, eh? Allora sta. Ah, Vincenzo Longo, però mo me lo hanno sfizi, non credo che non sfizi, non, aspetta, però mo me lo hanno sfizi, che credo che non sfizi tutto quanto, cioè farei a stanza lo stai facendo a live, almeno non mi sempre stimato, hai ragione, però sinceramente, allora, tu sappi che io tengo una webcam del computer che è proprio chess, allora qualche volta che ho provato a spostarmi un po' di divano, e qualche volta si è ricordato, è caduta la linea, cioè è caduta proprio la linea di te. Allora tengo proprio che mi sposta, e sto proprio fermo. Sono anche scomodo quando faccio la live, perché sto proprio fermo. Mette a paura di mi spostare, sia io, che mi potesse muovere, mi potesse su questo divano, mi potesse mettere questi, ho paura di spostarmi, perché più si sposta il computer, sto una gara live, quindi vorrei non giocare con questa cosa e non muovere il computer. Fra poco però voglio, ma piglio un computer nuovo, quindi possiamo fare anche altri tipi di cose, altri tipi di girate, di inquadrature. Allora, aspettate un momento, nei commenti. Allora, Alessio Enigma, Cerone mi devi scusare, ma non ho potuto assistere alla tua live. Non ti preoccupare, Alessio, stai tranquillo, sereno. Guarda che io come lo dico sempre, ma che l'hai registrata la live? Quando va per dite oppure non riuscite a vedere, ecco, ok, deve aprire un canale YouTube, tanto che la si registra, la trovate su, ma ci stanno un sacco di persone che se la vedono, anzi, la maggior parte se la vedono registrata. E io veramente poi saluto sempre a tuo, che fa piacere, su fatto che sapere una roba, come una cosa, sai, come una roba, sì, torna, se viene là, cioè è una cosa sfiziosa. Quindi è un vasto pubblico che si vede la live dopo e io voglio bene, saluto. Giusto. Quei due sul tubo mi fai fare una croce che a me è smerz, mi fai cadere dalle nuvole, perché che stai in coppa aerea, sto immaginando che stai in coppa aerea. Davide Abbati, Fabriano a pigliarsi in casa Caruto Repubblica a fine sotto a casa, ma veramente ti sappia sotto. Io posso dire, perché a me per esempio, no, personalmente, mo questa è una cosa che non vi ho mai detto, ma forse sì, a me non piace pubblicità, a me piace la pubblicità come cosa, mi è sempre piaciuta la pubblicità. È una cosa, beh, cioè, se tu fai una bella pubblicità, no? Che ci sono, no? Perché voi vedete, no? Dei fotocamere, di vedere delle belle pubblicità, in televisione un po' è raro. Allora chi no, ma che ci fai? Ci vuole di sfuzzare un po' che faccia una bella pubblicità, perché noi
comunque ce l'abbiamo avrei, perché comunque stiamo sempre a vedere la televisione e pubblicità purtroppo ce l'abbiamo subito, no? Ma perlomeno facciamoci una cazzo di pubblicità bella, non sa, sa show, cioè, perché tipo, che ne sai, no? No? È struzzo, no? Fa ridere, cioè, da che figlio che fa pure a me, paro padrone. Allora dice, ah, vabbè, l'hanno fatta pubblicità con tutti, fa ridere. Qui ci fanno pubblicità proprio a casa caruto, ma veramente pare che ci pigliava il culo, cioè ci pigliava il culo perché è una pubblicità. Oh, pare che, cioè, che ci faccio? Allora, Tiki-Taka, Bayern Monaco 14, Roma 2 fino a rimane, quando gioco rimane, sto 4, come si chiama, a Roma, guarda, guarda, una partita che se ti fosse a Roma, non avessi proprio aiutato, però purtroppo l'ha da fare. Salvo Sibilo ti saluta Rossella del volantinaggio, saluta me la Rossella, come no, perché non sapevi salutare essa, poi non si sa collegare, perché io capisco che a volte non è facile collegarsi alla live, chissà dove a Roma. Michele Mendes è l'arcivescovo di Costantinopoli, sì, di arcivescovi già, che sta già saputo fare come andava, manco fa. Arresta, spiego voglio sbagliare un po' nei commenti. Ah, Fulvio Formisano, faccio vedere Fabrizio, volevo partecipare al tuo matrimonio, gli 2 anni fa, o 3, non ricordo più. Volevo vedere come pariva con quello prevede, no, guarda cagato, un matrimonio, mi voglio... Guarda che video, guarda che video. Cioè, io mi sono sposato in Bielorussia, vi dico solo questo, io mi sono sposato non in Italia, mi sono sposato in Bielorussia, quindi c'è stato il traduttore, la traduttrice, ecco, però veramente ci volevo mettere, ah, sì, va la telecamera, probabilmente lo tengo pure un non mi farò vedere mai, comunque belli sono capito pazzi che parlavano capini come non si va la traduttrice parlava italiano però parlava in italiano suo e quindi oh, me ne ricordo io fate un cazzo che ricordi babbo comunque Antonio Giovanniello esprime mi faccio pena a quanto pare anzi sono a casa caduta tutto a posto ah sì perché lo fate mettere tu in mando che veramente qua io l'ho giù 3 volte per cercare di capire cosa sta dicendo ma non ci cazzo ma se ti spieghi, guarda, noi stiamo sempre qua, filmati 2 minuti, cioè abbiamo 2 minuti per capire fascino quello che dice. Arresta, arresta, attività, cancelletto, una volta, arresta, io ho visto, c'ero che dice una volta salve, no, io proprio fa morire questo fatto che io, fino a una settimana fa si parlavi, mo c'ho, non dico sapezza, però si parlava una Napoli per una casa caruta, o belle buone Napoli ha vinto sta partita, belle buone Napoli una scudetto, cioè, che a Napoli siamo proprio esagerato, o ci esaltammo o ci scendiamo a Waller nero, ecco. Comunque, 22:29, io fra poco vi devo lasciare, perché cerco di leggere gli ultimi commenti. Vincenzo Lungo, Vittorio Emanuele, ma chi era il professore francese? Vado a questo Vittorio Emanuele, non so come fai a sapere questa cosa, comunque esiste la Vittorio Emanuele. E non dovremmo un professore francese, ma una professoressa, voglio magari fare Riccardo Cocciante, ma da tanto me ne può, non mi sta però voglio magari tenere una capa tanto chi capito, ovviamente, e tu ricci, a pecora, per fare Riccardo Cocciante, voglio magari però questione donna, ma scimmie cazzi, però te ragazzo mo era proprio bravo, cioè non correvo, era proprio una cazzo, però era proprio bravo, cioè, non mi ricordo come si fa, si chiama. Poi comunque niente, è finito, è finito cioè gli manca un minuto, faccio salutare come al solito e niente, vi ringrazio bene che siete stati qua, ci vedremo lunedì alle 21:30 come sempre, oramai è giusto video, ci fatto una capata e niente, oggi spero di fare qualche video da questa settimana, non so se ce la faremo, ma stiamo facendo delle cose, quindi spero che usciremo pure all'FNI più prima. E niente, che se voglio ci vedremo, è stato buono e saluto tutti quelli che si stanno vedendo la live un indifferiti, il 4 notte, 2 notte, 3 notte, non lo so, il 2 pomeriggi, l'1 non lo so, e che stai quando? Io ci vediamo lunedì, un bacione, ciao!